Intanto mi dispiace che lo stadio del rugby, che è una sorta di tempio dello sport, sia stato profanato, perché come voi sapete bene anche le aiuole portano lì le porte del rugby attorno allo stadio di Monigo. Da ex giocatore di rugby quale è stato, non poteva Ugo Moro, candidato sindaco a Treviso per il Partito Comunista, non commentare lo scontro sul futuro dello stadio Tenni andato in scena in queste ore tra i candidati Conte e Denardi. Lo stadio Tenni va rimesso a posto, va risistemato, si fa il calcio. Come si è fatto, si possono fare delle altre attività, fare un museo del ciclismo, è una posizione strategica, va fatto un parcheggio importante che noi pensiamo nell'economia della Grande Treviso. Il modello Grande Treviso applicato anche nel rapporto tra centro e periferie, grande distribuzione e piccolo commercio. Quindi basta cemento sì, perché va rivista la Treviso verde, la Treviso ecologica, la Treviso bomboniera d'Italia e d'Europa, e quindi davvero evitare utilizzo di suolo, anzi ci sono le caserme, ci sono dei vecchi metri cubi. Io faccio il costruttore di lavoro, tra l'altro, anche perché c'è un problema casa grande su Treviso, non andrebbe dimenticato, e quindi anche lì bisogna fare degli interventi. Il Comune non può disinteressarsi, perché nonostante ci sia un benessere diffuso, ma ci sono tante persone che non riescono neanche a trovare la casa, e anche in questo l'ipotesi della Grande Treviso ci aiuterebbe tanto ad evitare la periferia, perché la periferia diventerebbe il centro di un centro più grande.